Oggi avevamo anche la preghiera del Santo Padre, perché mi ha scritto anche lui, ma neanche quella è servita. Che aveva scritto Papa Leone? Sì, mi aveva scritto la settimana scorsa che sta seguendo la nostra vicenda e che oggi in modo particolare avrebbe pregato perché Mattia avesse giustizia. Nessuna condanna si avrebbe portato Mattia a casa nostra a occupare quella sedia che ha lasciato vuota, però così torniamo a casa ancora più tristi. Il vuoto che da quel 29 aprile del 2021 ha inghiottito mamma Monica è diventato una voragine dopo la pronuncia del giudice di Treviso che a metà mattina ha emesso la propria sentenza sul caso di Mattia Battistetti, il 23enne morto sotto un carico di impalcature sganciatosi da una gru mentre stava lavorando in un cantiere di via Magellano a Montebelluna. Dopo una lunga battaglia fatta di perizie, controperizie e testimonianze, la pronuncia, che manda assolti con formula piena tra imputati Bruno Salvadori, Gian Antonio Bordignon e Andrea Gasparetto, mentre condanna per omicidio colposo gli altri tre, Loris Durante, Marco Rossi e Gabriele Sernagiotto, per loro 1 anno e 6 mesi di reclusione, pena sospesa, riconosciuta una provvisionale da 100.000 euro per i genitori, 50 per la sorella, 20 ai nonni. Condanna altresì gli imputati alla risoluzione delle spese processuali sostenute dal reparto civile. Pene troppo miti non solo per i genitori ma anche per il popolo che da anni sostiene la loro battaglia, è presente sia dentro che fuori dall'aula, cerca di ragionare a mente fredda l'avvocato di parte civile che parla di sentenza segmentata. Evidentemente nella catena di produzione dell'evento morte, cioè ha introdotto una cesura tra alcune posizioni e altre. Chiaro che si attendano le motivazioni, ma l'appello sembra scontato. Bisogna accettare fino a un certo punto anche noi quello che decide, insomma. Però certamente ritengo che la dignità e il rispetto per chi non c'è più a 23 anni meritasse qualcosa di più. Continueremo a lottare, giurano Monica e Giuseppe Battistetti, con loro la figlia Anna. Certamente sì, perché questo è stato promesso sulla tomba di mio figlio di 23 anni e questo finché avrò fiato andrà fatto. Senza guardare in faccia a nessuno, non si può sempre accettare tutto così, perché sennò è chiaro che non si va da nessuna parte.